Buonasera e benvenuti al Panormus Stadium per la sesta gara di campionato regionale Under 17. Si affronteranno Panormus contro Belice. Gara importantissima per la Panormus Academy, allenata da Ferrante Giuseppe. Nel frattempo abbiamo la formazione ufficiale della Panormus Academy. I primi 11 a scendere in campo saranno Ferrante in porta, Cardullo con numero 3, Renda numero 4, 2 Bucca, Caltanissetta con numero 5, Camminita con numero 6, Lombardo con numero 10, Incardona con numero 7, Rivella con numero 8, Siracusa con numero 9 e poi il capitano Gabriele Visconti col numero 11. A breve inizierà questa partita. Inizia la carica dei giocatori in casa, la Panormus Academy, squadre che finalmente si schierano in campo. Siamo quasi pronti all'inizio di questa sesta gara. Ragazzi, perfetto come abbiamo fatto, va bene? Ok, oh. Manu, ci sei? Sereno. A posto così. Allora giochiamo, dai ragazzi, devo iniziare. Dai, uguale, no? Come volete, facciamo un tempo l'uno, ma non è un problema. Dai, non so. Dai, subito! Aspetta il fischio dell'arbitro. Siamo pronti. È iniziata. Subito palla avanti per la Panormus. Arriva, dai! Testa allontana, spazza via. Palla numero 9, ottimo l'anticipo di Renda. Palla lungolinea. Copre bene l'attaccante del Belice. Palla che esce, rimessa laterale per il Belice. Riva e stringe e guarda, ok? Gabri, Mauro la battuta. Testa il numero 7. È bianca, vai veloce, è bianca, dai! Non la tocca. Rimessa tra le Panormus. Cardullo alla battuta. Salta bene di testa. Serie di rimpalli. Palla che va al numero 2. Bucca di testa. E bene l'11. Mette in giù questo pallone. Chiude bene il numero 6. Poi rimbalza sul numero 10. Palla che rimane lì. Il numero 6 che la spazza via. Camminita. E trova bene la sponda. Cerca di allargare il campo. Tenere il possesso. Preferisce ripartire da dietro. Cerca di trovare il compagno. Buono l'aggancio. Poi chiude bene Guzzardo Mauro. Cardullo alla battuta. Cerca direttamente alla punta. Prova a mettere giù il pallone. Poi trova passaggio lungo linea. Incardona. La palla che esce rimessa dal fondo. E l'ha battuto Ginga. Scappa! Palla lunga. Ok, gioca! Che bello aggancio dalla punta del Belice. Poi palla che riesce a passare. C'è un rimpallo, forse a sfavore della Panormus, sì. Infatti rimessa laterale per il Belice. Alla battuta Guzzardo.
rimessa lunga, spizza bene Caltanissetta, spazza per il pallone, il difensore della Panormus di testa, mette bene giù il numero 5, cerca la palla lunga linea per il capitano, Visconti che vuole andare in velocità, chiuso da 2, palla troppo lunga, rimessa laterale Belice, Ok, lui deve marcare te. Buono. Arriva Bucca. rimessa laterale lunga, Buono. trova bene di testa Rivela, sì, anche qui c'è un liscio, se non prova a girarsi, arriva il contatto, primo calcio di punizione della partita, ai danni di Casaro Cristian. Matti, non state in orizzontale, sempre così in verticale, vai. Non ti abbassare troppo, Brenda! Brenda! Non ti abbassare! Chiama il suo Ferrante, ottima la palla, lunghissima, lascia scorrere Ferrante, Ciccio! Non troppo bassi! molta calma a battere rimessa È la dal fondo, punizione al limite della loro! Gioca se puoi! Ok, vieni! Ora! prende la Vieni, palla Matti. lunga, Matti! trova la palla Falla per il andare, numero falla 11 del andare. capitano, Vieni, sbaglia Matti. però qui Buona, ce l'ha il dato, controllo, solo palla lungolinea e il gioco quando è il capitano che tenta il destro, chiude bene Conforto, ancora Cardullo alla battuta rimessa laterale per la Panormus, si studiano le squadre direttamente in mezzo, non trova nessuno, trova solo la maglia arancione, sono in superiorità numerica in aria, serie di colpi di testa. Per il numero, attenzione perché prova poi il tiro a volo, il numero 10 della Panormus di Novelleitario di Lombardo, rimessa lunga, Portiere, portiere! prova ad andare il numero 9 del Belice, non riesce a controllare bene il pallone, laterale Panormus alla battuta Bucca, spizza di testa Rivela, Calmo, calmo, calmo e protezione! altra palla lunga, Matti, attenzione ce lo perché perde il potevi. tempo, Calmo, calmo. se c'è contatto Bravo signore! l'arbitro fischia però forse per Vive! tocco di mano, Devi stare più alto, ci pensa Bucca! la maglia che è arancione, forte. Oh! Uomo il contro calcio di uomo, punizione senza a favore paura. della Panormus che ripartirà dalla Se poi gioca, vicino sì, alla soglia di allargati. rigore, Va benissimo, va bene. Matti. palla lunga, Ok. non trova nessuno, trova le mani il Ginga, spazza via il pallone, Più alto perché palloni Calmo. palla che scorre, Forte. spazza via il numero 4 di testa ma la palla sono rimane lì, due. attenzione perché c'è il pressing, prova a passare, ancora in mezzo a 3, poi il 4 che prova il destro, chiude bene Cardullo, Lunga linea. Va bene. c'è un rimpallo a favore del Belice, rimessa laterale, Gioca. col petto numero 10, ma c'è buono l'anticipo, non mette bene giù il pallone a terra, adesso vuole provare il destro da lontanissimo, ha provato Conforto, una posizione molto lontana, Cardullo, palla lunga per il numero 11, altra chiusura della difesa con la maglia arancio, Bravo intanto. Prima. Bravo Cami. Matti. Solo. spazio via Caminità, 11 cerca di trovare il compagno con un colpo di testa, non lo trova, ancora Brescia in possesso del pallone, confusione in mezzo al campo, di prima con l'esterno va Visconti, il numero 10 riesce adesso a mettere le cose in chiaro e va, parte sulla fascia sinistra, salta l'uomo, si allunga la palla in mezzo al rimorchio, non trova nessuno, spazza via, ma ancora possesso Panormus, di prima per il compagno, va a girarsi ma sbaglia qui l'appoggio, adesso Brescia in possesso del pallone, ottima la chiusura di Caminita, adesso via il controllore per la Panormus, prova a mettere giù questo pallone, la gira tutta dall'altro lato, trova bene l'esterno che può andare in mezzo, tenta il tiro, palla che esce di pochissimo, ha fatto un miracolo qui Ginga, a quanto pare ha toccato il pallone, palla che esce in calcio d'angolo, Panormus si fa pericolosissima, prima azione pericolosa della partita, credo occasione di gol, adesso calcio d'angolo battuto raso terra, era uno schema, palla messa direttamente in mezzo, il portiere aspetta il pallone con calma,
Protezione! Manu! Scontro Fallo andare, fallo andare, fallo andare! tra i due. Difensore attaccante. C'è contatto, poi Manu! costretto a bucca Manu! di testa a mettere in rimessa laterale. Prenditela tu! 7 sul cronometro. 0-0. Uomo! Lombi non c'è nessuno! Rimessa la battuta. Salta! Dentro l'area di rigore. Bravo! C'è un tocco Matti, mettili centrale. da parte di Tasaro. Mezza punta. È rimessa al fondo Panormus. Mettila, giocati in verticale, fidati di me, metti qua. Lo porti fuori, bravo. Gioca. Lo vedi come sono aspettati ora? Vieni, Riva, vieni. Bravo, uno contro uomo, pure loro. Salta. Ti capisci, ce l'hai, buona. Mette bene giù questo pallone. Adesso palla in mezzo per Siracusa. Gabriele, te l'ho detto, stoppalo e metto. Bravo, resta così, resta Ginga a così. spazzare via il pallone. Scappa. Bucca liscia questo guarda. pallone. Può andare Scappa, Manu. solo. Che mette in mezzo questo pallone. Lo chiude bene. Tieni, Cardullo. sei forte. Sì, Che mette grande, bene giù questo dai. pallone Siracusa. Ce l'hai Si ora, gira. Cerca di portare l'uomo. Ma ancora possesso. Va a cercare forse il capitano. Che non riesce a prendere questo pallone. Dice lo mette giù. Cerca di girarsi bene in mezzo a due. Può provare il destro. Prima, anzi Lombardo. Palla lungo linea. Fantastica questa palla. Mezzo. La palla è lì dentro l'area di rigore. Ancora Panormus in pericolo. Attenzione, infatti arriva il calcio di rigore. Lombardo copre bene il pallone. Arriva poi il contatto del difensore del Belice. Un'altra volta pericolosa si è fatta la Panormus. Ma che cosa? È fallo. Si prende il pallone il numero 11. Non devi entrare. Il capitano Visconti. Partita, poi, Peppe. Può sbloccare la partita adesso la Panormus. Visconti e Ginga. Prende la ricorsa Visconti. Ginga para questo calcio di rigore e tiene ancora il risultato fermo solo 0-0. Secondo rigore parato consecutivo di Ginga in questo campionato. La sua specialità. Un po' di testa ancora Ginga. La Panormus si è divorata una chiarissima azione da gol. Utilizza i suoi Ferrante. Dice che arriverà il gol. Adesso palla lunga. Una nuova che prende le spalle, ma il portiere la fa sua. Bravi così. Devi temporeggiare, non devi entrare. Se puoi, altrimenti su. Buona. Vieni. Ok. Palla lunga per Siracusa. Infatti arriva il calcio di punizione per il Belice. Ha allargato troppo la gamba Siracusa. Non ti abbassare! Fermati! Manu, guadagni un metro. Fermila, vieni! Signore, guarda fuori gioco. Sulla linea. Bucca linea. Ok. Sono i suoi Ferrante. Battuto il calcio di punizione. Ottima questa palla che spizza via per il numero 2 che non riesce a metterla bene in mezzo. Rischia pure qui la Panormus. Altra rimessa per il Belice. Va bene. Lombi, non troppo, non ti schiacciare, Lombi. Tu dentro. Buono, sali. Spazza via la Panormus. Riesce a giocare bene il numero 8. Si usa perché potrebbe andare al pressing. Mette bene però il numero 6. Bravi ragazzi, bravi. Ivona Gabriele. L'arbitro vede un chiaro fuorigioco. Già battuta la punizione. Palla lunga, colpisce male però il pallone. E dal Belice Se non ce l'ha giocata, mettila diretta. un'avanzata gratuita. È inutile che però lanci dopo 2 secondi tu. Dal Belice. Se fosse una gamba adesso l'arbitro non fischia. Si dice, vai. Adesso Visconti vuole andare, ottimo il colpo di testa. Calmo, Protegge con il corpo. vieni. Attenzione, palla lungo linea, Siracusa. Calmo. Prova a girarsi Siracusa, palla lungo linea. Bravo, buona idea, bravo. Fantastica l'idea di Siracusa. Compagni che Salta e ti stacchi, Bucca. non hanno capito l'intenzione. Staccati, Renda, siete 2. Cade giù l'attaccante del Belice. Buono, Tirami.
Gioca! La palla rimane lì. Gioca vicino Bravo. al compagno. Vieni, Capri. Visconti di Vieni, prima. vieni, vieni, Allarga vieni. bene questo pallone per il numero 7 che ha molto da correre. Vuole andare via, salta bene l'uomo. Può metterla in mezzo, la mette in mezzo. Palla troppo alta. Altra occasione pericolosissima della Panormus che sulle fasce si rende molto pericolosa con Incardona e Rivela. Qui Incardona ha alzato troppo il pallone. Capito, sempre da sotterra di pallone. Erano scoperti Come si chiama? gli ospiti Calza, di questa partita. quando c'è un Marco, calza! Quella che rimane a centrocampo. Di prima intenzione spazza via questo pallone da Incardona. Anche ti abbassi tu. Altra rimessa laterale per il Belice. Resta qui! Fermati, sì! Gioca! Anticipa bene il pallone, l'arbitro non fischia nulla. Camminita. Troppo, comanda sta squadra, viene sul bravo, viene lì tutti in linea con lui, sull'uomo, va bene? E Manu deve avere 10 metri e se la gestisce. Senza paura perché sei bravo, se vedi che ci puoi la vai a prendere, io te la prendo. Resta qua, non ti abbassare Si troppo, prende Sali, il gioco. lotta! A favore per il Belice, rimessa laterale. Battuta, corta. Salta! Ora sali! testa. Sali! Matti! Siracusa Ce l'hai, con il Matti, corpo. bravo! Prova a giocare di prima il suo Va bene, compagno. meglio. Ma si gira bene il numero 4. Vuole provare il numero 11 ad andare. Ne salta anche un altro. Tenta poi il piatto. Sali! Spezza il pallone. Ancora possesso Belice. Vabbè, solo il Inciampa nostro. sul pallone. Panormus prova a spazzare via il pallone, ma la palla rimane ancora lì. In Gioca, due a chiudere gioca. questo pallone. Va via il contropiede della Panormus. Allarga bene il pallone. La finta gioca bene vicinissimo. Palla dentro per il capitano Visconti che mette giù questo pallone. Ancora Visconti. C'è contatto. L'arbitro non fischia. Adesso Belice. Panormus scoperta. Sbaglia l'appoggio. Incardona. Ancora avanti la palla. Visconti di testa la spizza per Siracusa che vuole. Poteva sicuramente prendere questo pallone. Incardona lascia passare il pallone. Buona la chiusura di Cardullo. Ancora possesso Panormus. Oh, sali! Oh, sali! Figlio! Laterale Panormus. Cardullo alla battuta. Rimessa lunga. Siracusa prova ancora col corpo a proteggere il pallone. Attenzione che è qui pericoloso il modo in cui spazza il pallone il numero 11 del Belice. Ancora Panormus nella metà campo avversaria. Attenzione perché c'è contatto. Gamba a martello il numero 6 il Bivona che meriterebbe l'ammonizione. L'intervento era veramente pericoloso. L'arbitro preferisce soltanto con un richiamo verbale. Calcio di punizione per la Panormus. 1-1. Partita molto equilibrata. 15 sul cronometro. È buona la palla in mezzo di testa Siracusa. Non riesce a colpire il pallone. Potrebbe essere anche questa una chiarissima occasione da gol. Attaccati all'uomo! Cambi un passo indietro e ti manca anche il 9. Prendiamo prima il calcio di rigore. Ginga, la specialità della casa. Un pararigori che è il secondo in 6 gare di questo campionato. Solo Manu! Forte! Spazza via Ce ne due! Dullo. Ce Il controllo. Bravo, calca! Girarsi in mezzo a 3. Riesce bene a uscire con un tunnel. Il numero 5 della Panormus Caltanissetta. Ma adesso possesso Belice. Può arrivare il contatto. C'è la trattenuta. Calcio di punizione Belice. Mica, palla nostra, devi volare qua. Devi volare. Che non ti arrivano 200 palloni. Dai. Non ti abbassare.
Vivano alla battuta. Altra palla lunga. Calmo Manu. Quella che va tra le braccia del portiere Ferrante con molta calma. Spazza via Ferrante. A cercare il numero 10. Lo stesso Panormus. Se l'arbitro dice di no, sono rimessa tra le Belice. Ha sbagliato, gioca. Fermati là. Fermati là, Ciccio, fermati. Manu, bravissimo. E dietro. Molto più indietro. Signore, era a metà campo. Resta qui. Tra le Belice. All'interno, all'interno. Bravo. Battuta lunga. La spizza bene di testa, poi Bravo. di prima. Prova a girarsi. Il numero 11. La spazza via. Ancora Cardullo. No, Matti. Rischia qualcosa qui la difesa della Panormus. Il destro di Guslan. Adam. E calcio angolo Belice. Si rende pericoloso anche il Belice adesso. Matti, il 5, Matti! A battere il calcio d'angolo. Ottima la palla in mezzo, troppo sul portiere. Adesso può andare via il contropiede. C'è Visconti solo. 1 contro 1. Bene il controllo. Visconti li vuole puntare. 1 contro 1. Arriva l'aiuto della difesa. Prova a infilarsi in mezzo a 2. Si chiude bene però la difesa del Belice. È ottimo il recupero. Per proprio a girarsi. Esterno del Belice. Ma già batte di messa laterale. Panormus più veloce ultimamente. Gioca. Sconti di tacco, ottima la palla per il numero 10 che gira questo pallone per Visconti che vuole provare ad andare. C'è il contatto con la spalla, non riesce a prendere questo pallone in Cardona, scusate. Ed è rimessa laterale per il Belice. Oh, non troppo. Maschio all'interno. Non puoi giocare. Di testa in Cardona. Adesso Siracusa protegge bene il pallone con il corpo, ma riesce il difensore del Brescia ad avere la meglio. Il giro numero 2 c'è contatto, l'arbitro non fischia perché c'è fallo. È arrivato un calcio esterno del Belice. Spezza via il difensore della Panormus. Siracusa ancora con il corpo, il numero 8 non fa giocare Siracusa. Si allarga bene questo pallone sulla destra per il numero 3. Bravi. Viene incluso. Con un occhio Acciaccio, dall'altro lato. Dai tu. Non ti fare schiacciare, siamo a 3, l'11 e mezzo. Laterale Belice. Palla in mezzo. Palla che rimane lì, è solo il numero 2 del Belice. E arriva il gol del terzino sinistro in maglia arancione. Belice in vantaggio. È arrivato il gol di Guzzardo Mauro. 1-0 per gli ospiti di oggi alla Panormus Stadium. Non fa niente, oh. Dai, non fa niente. 0-1 finora al 21esimo. Il rigore sbagliato della Panormus. Non fa niente. Prima occasione pericolosa, il Belice è riuscito Ciccio, non cambi idea, siamo calmi. Dai. Prendere questa occasione a volo. Dai. Sul battuto rimessa laterale. E poi Guzzardo Mauro riesce a metterla col sinistro d'esterno al primo palo del portiere dove non può arrivarci. 1-0 e punizione a favore della Panormus. Alla battuta Visconti, posizione pericolosissima. 3. Grazie, andiamo a marcare, Cristian,
Sì, però andiamo a marcare. Non è. Sono soli qua, mister! C'è chiaramente Andò qua, specie numerica. Visconti, ottimo il destro! Palla che esce di pochissimo. Ha calciato bene Visconti, ma sfortunato. Non trova la rete. Palla che sfiora la traversa. Ci siamo! Si era allungato anche bene Ginga, scusate. Battuta lunga di Ginga. Di testa per Visconti. Comanda di velocità sulla fascia sinistra. Visconti di corpo prova a proteggere il pallone, prova a lasciarlo passare. C'è contatto. Calcio punizione per il Belice. Quando lui viene, tu scappa! Inca, lasciala a lui. Oh! Cardu! Ce l'hai tu! Quello è tuo! Quello è tuo, re! Ok! E tu stringi un po' più in mezzo. Cardu, tu! Cardu, tu! C'è il calcio punizione. Quello che non trova nessuno nella di rigore avversaria. Il possesso Panormus. Ferrante con la palla nelle mani. Lunga verso Siracusa. Di testa il numero 5. C'è quella che sconta. Cade male il difensore del Belice. Forse sbattuto il gomito a terra. Livona. Ha atterrato male, Ha atterrato male, Bravo capitano. Bravo capitano, bravo. Ha atterrato male, Non dobbiamo avere paura, è inutile che mi fai scendere a lui e siete 2 contro 1. Mettiti a uomo! Ma non me ne fotte, quello la rende e quello dai tu. No, deve Renda, perché Renda si sposta troppo a sinistra. Ok. Sta lunga. Manu. Rimessa al portiere. Gioca. Ferrante. Vieni qua. Palla sulla destra. Vieni, ce l'hai facile. Palla lunga per Visconti di testa. Trova il numero 10 che prova con il numero a passare, non riesce. Si lamenta Visconti del contatto con l'avversario. È tutto regolare. Spizza adesso questo pallone. Palla per il numero 9 che vuole controllare, ma fa chiudere bene. Renda. È rimessa ancora Belice. Dai, messi bene! 25 sul cronometro. Di testa la spizza. Chiude bene in Cardona. Palla al 10. C'è contatto. Ottimo. Esperienza di Lombardo. A prendere questo fallo in fase difensiva. Cardu, dai più sicurezza che lui deve stare più avanti. Va bene? Perché se poi ci viene che spizza Cristian. Dai, vieni. Di testa chiude bene il difensore del Belice. In Cardona. Gioca, non è mai fallo. Si gira bene. Poi con molta cattiveria il numero 4 Bravo, chiude. Cardullo di scivolata. Prova a passare, c'è contatto. Si butta sopra però il numero 4 della Panormus Renda e il numero 9 del Belice. Infatti l'arbitro lascia giocare. Palla lungolinea per Visconti, forse troppo lunga. Attenzione, Visconti prova a passare. Solo lì a proteggere il pallone, rimessa al fondo per il Belice. Ogni tanto si cambia il gioco, è solo. Dai, resta qua, ci siamo. Non ci nervosiamo che ci siamo, Ginga rinvia. Mattia. Messa al fondo Belice battuta da Ginga. Palla che scorre. Se poi si appoggia il numero 10 del Belice, Cimbalbo Pietro, sulle spalle di Renda. Sali Cardu. Vieni largo, Cardu. Contatto chiaramente irregolare. Arbitro fischia. Calcio punizione per Ormus. Deve provare ad accorciare questo risultato, o quantomeno a pareggiare la partita per Siracusa, che mette bene giù. Si gira Siracusic e poi una trattenuta da parte di Bellia. Bravissimo qui Siracusa a prendersi questo calcio di punizione, a coprire la palla con il corpo e per prendersi questo calcio di punizione. La posizione è molto pericolosa, visto poco fa da più lontano
La punizione battuta da Visconti, a quanto pare è la sua specialità, tiri da lontano. È troppo vicino. Hanno fiducia i compagni su Visconti per questo calcio di punizioni. Ginga, è troppo vicino, stai attento. Di potenza ti tira, oh. Di potenza, oh però. Arbitro che interviene nell'aria. Stai attento, di potenza. Qualche tocco di È troppo. troppo vicino. Arriva il primo cartellino giallo della partita, forse per protesta da parte del Belice. Visconti alla battuta, 29 sul cronometro, può reggere la partita. Visconti prende la rincorsa, forte, attenzione perché arriva forse un tocco con la mano, ma l'arbitro non fischia. Polizia sulla barriera, palla che scorre, Siracusa, si allunga il pallone sulla destra, prova a saltare l'uomo, altra chiusura. Il numero 8 è rimessa laterale per la Panormus, vicino al calcio d'angolo. Andare Cardullo dentro l'area di testa, il numero 10 Lombardo, palla che va tra le mani del portiere. Ginga la battuta lunghissima, palla che, attenzione, che schizza. Ferrantesce la fa sua. Gioca, gioca! Vieni, ce l'hai facile! Facile! Palla lunga per Visconti, troppo lunga, la può mettere giù in Cardona, spinto con il braccio. Attenzione perché tenta il destro da lontanissimo, calcia in setta, ma Ginga si fa trovare pronto. Cardu, gioca! Metti bene! Spazione Ginga in Cardona, di prima per Siracusa, che prova a mettere giù. Arriva a calcio di posizione per il Belice. Non ti schiacciare! Non ti schiacciare! Ottimo lo scontro tra i due, e comunque l'ammonito di prima è Bivona Gabriele. Attenzione perché arriva un richiamo da parte dell'arbitro. Si fa cattiva. Ha tutto il calcio di punizione, dentro di testa il numero 4, la palla che sbatte lì, ancora possesso in fase difensiva della Panormus, ma ha rischiato poi con un tiro da fuori aria. Siracusa prova a mettere giù, Belice in possesso del pallone, prende bene il numero 5 il pallone, la gira tutta dall'altro lato, ma viene anticipato dal numero 3 del Belice, prova a sentirsi in mezzo a due, il numero 6 riesce a chiudere Caminita. L'arbitro lascia la rimessa laterale in favore del Belice. Rimessa laterale battuta, non c'è nessuno in maglie bianche. La palla che arriva direttamente da Siracusa, che riesce a girarsi, non chiude bene il numero 4. Lombardo si gira in mezzo a 5 Caltanissetta. Ancora possesso Panormus con il numero 7 che riesce a mettere bene giusto pallone in Cardona. E forse c'è un contatto. Cardona la battuta. C'è Siracusa lungo. Lo vede? Di testa Siracusa. Spazza via il difensore del Belice, ma spazza malissimo. Attenzione perché è già ammonito Bivona. Esce Ginga e la fa sua. Tutta male, rimessa lunga del portiere. Si è rimessa laterale.
Dai, siamo calmi. Forte. Cardullo alla battuta per Siracusa, anticipato di testa dal capitano del Belice. Linea panchina. Va bene. Palla dentro. Caltanissetta in mezzo a due, prova a passare. Troppo difficile. Belice con calma. Spazio del pallone. Mette giù il numero 9 del Belice. Di testa. Palla per Incardona che prova a saltare l'uomo. Ci riesce Incardona. Vuole infilarsi in mezzo a due. Palla dentro dall'altro lato. Non c'è nessuno. Peccato perché è un'azione anche questa pericolosa. Se il numero 8 rivela che abbiamo l'intenzione del compagno, ma adesso contropiede Belice, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare, chiude bene la Panormus, adesso può partire il contropiede ma il numero 10 non riesce a controllare bene questo pallone. Belice ancora in possesso, si allunga il pallone sulla fascia il numero 10, ottima la chiusura e scivolata di Bucca, e rimessa laterale in fase offensiva del Belice. E dietro! Dai! Rimessa laterale lunga in area di rigore. Caltanissetta la spazza via. Siracusa di prima, Visconti, adesso un 3 contro 1, può andare via Siracusa, palla per Visconti, può andare ancora per Siracusa, di prima Siracusa, palo! Altra occasione pericolosissima della Panormus, e Belice adesso si prende in favore la rimessa laterale, erano in 3 contro 1, tocca ancora una volta a Ginga, il pallone lo sporca, e palla che prende la direzione per il palo. Ottimo lo scambio tra i due, tra Visconti e Siracusa, che però sfortunato il numero 9 a trovare il palo. Ancora 0-1 il risultato al 34esimo. Partita molto equilibrata. Gatto di rimessa laterale. C'è una spinta del capitano del Belice. Matti l'arco! Da consigli Ferranta numero 5, Caltanissetta. Marchiamo! Fuori gioco! È buona la palla in mezzo di testa! Lombardo era arrivato su questo pallone. Palla un'altra volta sporcata e calcio d'angolo per la Panormus, invece dice di no l'arbitro, è rimesso dal fondo. Bravo Cacca, bravo! Dov'è che saltano? Oh! Ma dov'è che saltano soli? Gabriele! Altra occasione sprecata Dai! dalla Panormus. Molte più Salta! le occasioni della Panormus che del Belice. C'è la spazza via. Esce con la gamba tesa. Il Ferrante la fa sua. Palla lunga. Vieni! Sempre su Siracusa. Portiere! Metti bene! Spazza via Ginga. Prenda dietro! Di testa il 2. Attacchiamo là, non c'è nessuno! Possesso ancora Belice. Prova ad andare via dal numero 2. L'ultimo tocco è suo. Bucca e altra rimessa laterale del Belice. Gabri, fuori area il 4, Si è capito molto pericoloso. Gabri, tu fuori area! Gabri, il 4, Gabri lì! Con le rimesse laterali Belice. Palla lunga in mezzo, la spizza via. Difesa la Panormus. Con il corpo protegge il numero 11. Bravi! Ma chiuso, fantastica la chiusura di Cardullo, non fuori girare l'avversario.
E altra rimessa laterale per il Belice. C'è un'altra battuta lunga. Battuta di testa spazza via Lombardo. Poi di testa Visconti e gioca là dietro. La trova il capitano del Belice. Però mettere questa palla in mezzo, c'è chiaro. Fuori gioco qui. Dai! Si ripartirà dalla rimessa con i piedi del portiere. Rimessa punizione. Lombardo di testa. Palla che esce. Adesso rimessa laterale. Panormus in avanti. Che chiaramente ci crede. Vuole pareggiare la partita da Panormus. Adesso palla verso in mezzo al campo. Perdono il tempo i due. Il numero 9 con il corpo protegge il pallone. Prova a girarsi in mezzo a due. C'è contatto, l'arbitro non fischia. Forse ha fischiato fallo per simulazione. Infatti punizione per la Panormus. Bucca alla battuta. Anda, allargati se puoi giocare. Calta, fatti giocare. Sì, no, Caltanissetta. Buono, fatti la ridare. Gioca. Padroni, dai. Palla lunga per Visconti, troppo lunga. Resta qua. Laterale Belice. Resta qua. Sali, calta, sale. Ma che me le fotte, sali. Storia rimessa laterale. Vieni, va bene. Resta qui. Avanza piano Va piano. bene, Cami, non ti abbassare più di tanto. Il Belice. Laterale battuta per il numero 9. Facile. Trova solo maglie bianche. La spazza via. Visconti di prima a destra per Incardona che prova ad andare. Arriva l'ultimo tocco del numero 2 del Belice, protagonista dell'1-0. Rimessa laterale Panormus. Verdullo alla battuta. C'è Caltanissetta solo. Cardullo alla battuta. C'è la palla. Lombardo spizza di testa per Siracusa che non riesce a impattare ancora una volta il piede col pallone. Anche quest'altra occasione sprecata da gol. Bravi. Chiude Cardullo. Arriva il numero 7. Forte. Incardona anche a difendere. Spazza via il pallone per Visconti che mette male giù il pallone con l'esterno. Vieni. Palla lunga per Siracusa. Fuori gioco di rientro. Da parte di Dasaro Christian. Prima. Calcio punizione Panormus. Palla dentro per il numero 8. Prova a girarsi Visconti. Palla in mezzo di prima per Lombardo. Adesso entra la palla lunga il Belice. Protegge con il colpo il numero 9. Arriva il contatto perché il numero 3 si attacca come ha battuto subito veloce la palla. Belice in avanti. Tenta il destro. Si fa trovare pronta la difesa da Panormus. Adesso Visconti di testa la spizza per Siracusa. Ancora Visconti di testa Siracusa. Prova a girarsi, ma si prende ancora una volta il fallo Siracusa. E parte l'avanzata della Panormus. Ciao! Cristian, vieni qui! Ma marcalo, Gabriele! Marcalo! Caltanissetta, palla dentro. Troppo fuori questa palla. Gabriele, se non c'è l'uomo, marcalo tu! Ma ti stacchi quando? Quando c'è la punizione devi marcare, che ti devi staccare il cazzo! Ancora 5 ci sono, gioca! Gabri, quando va ora ti stacchi, ma se ci devi marcare la punizione, marca uomo!
Fatto la lunga. Quindi il difensore della Panormus. Attenzione perché sbaglia qui il numero 7. Salta. Va bene. Arriva fuori, rimessa tale per la Panormus. Stai sereno, mettila a terra, Fra. Zombi, vieni al posto. Dai, Perdono la battuta. Lunga per Siracusa. Vieni, Riccardo, vieni. Il capitano del Belice. Dai. Ma di qua che era uscita. Va bene qua, signore? Va bene, signore? Va bene. Dai, compagno. Cardullo. Sono rimessa laterale. Sempre per Siracusa. Vediamo Visconti. La palla che rimane lì. Attenzione Visconti. Poi adesso ne rivela. Viene anticipato. Perde l'attimo. Il numero 8 della Panormus. Buona Gabi. Saltiamoli, oh. Visconti, recupera questo pallone, Visconti il destro! Gaspare! A giro verso il secondo palo. Portiere che non si preoccupa, palla che esce fuori. Giochiamo, non sciupiamo energia. Qua, forza non ti abbassare. Pietro, alto che quello va incontro, devi scappare, attaccare per Battuta lunga di Ginga. Ed è bene. Visconti, di poi per Siracusa, la spizza per Ricardone che vuole andare ma arriva ancora una volta alla chiusura. Si vede bene la difesa del Belice. Gaspare non lo balla uomo, Gaspare non lo vede. Gioca vicino per Caminita, sbaglia lo stop Caminita. Adesso contropiede Belice, possono andare 4 contro 2, allarga il palo numero 10 del Belice. Recupera per tutta la difesa della Panormus. Si accentra bene per il sinistro centrale per il portiere Ferrante. Lenti qui a sfruttare questa azione d'attacco del Belice. Si è fatta recuperare tutta la formazione bianca. Tocco di mano di Caminita e calcio in posizione Belice. Capitano alla battuta. Portali un po' più su, sì. Va bene, signore. 45 sul cronometro, un minuto di recupero alla fine del primo tempo. Guarda fuori gioco. Batte forte, centrale per Ferrante. Adesso hanno questo minuto da cogliere. La Panormus, attenzione Lombardo, di testa non riesce ad arrivare sul pallone, la spazza via il Belice. Guarda che sbatte giù a terra Caminita, di prima per Visconti, chiude bene il numero 5 del Belice, mette il capitano giù, questo pallone che si accentra una volta che riesce a passare in mezzo a due, c'è il contatto, infatti arriva il calcio di punizione per il Belice. Ultima azione di questo primo tempo. Battuta la punizione, Rasoterra colpisce male questo pallone. Perché forse adesso si può creare l'ultima azione. Siracusa vuole andare 2 contro 2. Si allunga il pallone, Siracusa gioca male questo pallone vicino al compagno. Attenzione perché la palla schizza. Si sta creando un contropiede. Arriva il fuorigioco. E finisce qui il primo tempo. Ultima occasione pericolosissima la Panormus, ma Siracusa forse è arrivato poco lucido sull'ultimo pallone della partita. 10 minuti di break, si riparte tra pochissimo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a meno di 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta
insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già, come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente dico di aver avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quella di quel blasone a cui facevo riferimento e che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rindane nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello, che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico?
Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità
sua e almeno di un'altra categoria. Questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Ti piace fare cosa? Ci risiamo, squadra che rientra in campo. Aspetta il fischio dell'arbitro. 0-1 il risultato di questa partita. Un a favore per il Belice, con il gol del numero 2 che arriva su rimessa laterale, mentre per la Panormus un palo e un rigore parato dal portiere del Belice. Sfortunata la Panormus in questa frazione di primo tempo. Ragazzi! Poi il primo che esce va a fare i cornellini e tu ti metti a fare, ok? Dai Bindi, oh, dai, ancora di più. Sali un po', vieni! Oh, Riccardo, sali! Guarda che arriva! Subito una piega! Si riparte. Ok! Belice in possesso del pallone. Di testa, Panormus che penso sia sceso con uno spirito diverso al campo. Visconti, palla che rimane sulla spalla. Si gira il numero 11 del Belice, cerca la palla lungolina, la chiude bene Cardullo, ma palla che gli rimane ferma lì. Ma gira bene la palla per il numero 7, allarga più avanti, però salta di nuovo, tenta un tunnel. Sfortunato qui, ma si butta giù il giocatore in maglia arancione, si allarga bene, palla su in mezzo per Lombardo che non prova a calciare, ma la palla rimane ancora lì. Panormus ancora in attacco, che vuole puntare, tenta il numero, lo salta, può metterla in mezzo a rimorchio, ma arriva ancora il pallone numero 11 che prova a girarsi, riparte da dietro per Miniti, prova poi con il corpo a proteggere il pallone, costretto a spazzarla il Belice che è partito un pochettino male, ma la Panormus che è partita con un passo in più. Vieni dov'è che avanti, vieni dov'è. Raga, i palloni per favore, qua deve venire. Lombardo, arriva questo pallone per Caminito, anzi no, scusate, per Incardona. Trova la profondità poi il destro di Incardona, c'era Ginga, la palla troppo alta. Panormus che già parte abbastanza offensiva, vuole pareggiare questo risultato della Panormus. Dai! Per un minuto di fuoco questo secondo tempo. Pazzo via Ginga, Attaccati! Cardullo che deve andare a chiudere, protegge bene il pallone, prende la rimessa laterale. Non fa niente, Cacci, gioca! Arrivate fino a là, per favore. Cardullo lunga, di testa Caltanissetta, però girarsi il numero 9, prende la profondità, vuole provare il numero 2 a chiudere, la palla rimane lì, chiude bene per la spazio di rimessa laterale Bucca. Messa tra le battuta, poggia il pallone di prima, Visconti per recuperare questo pallone, poi costretto a spazzarlo dall'altro lato, cercare Siracusa, palla troppo larga. Siracusa poggia questo pallone, palla girata sulla destra, vuole andare via sul contropiede la Panormus, che non arriva. Caminita prova a metterla giù, Incardona la mette giù male, poi c'è contatto, palla bianca ancora per la Panormus. Cardullo che sotto la lunga per Caltanissetta, chiude il capitano, poi ancora Cardullo la mette fuori in rimessa laterale. Arriva il primo cambio della Panormus che poteva cambiare una punta. Entra il 9 per
il numero 19 entrerà la rosa. Palla lunga a cercare Visconti. Faccia via il difensore in maglia arancione. Sebbene il numero 10 in maglia arancione. Il primo numero a passare, ma è chiuso da 2. Poi spazia via il pallone. Un pallo sfortunato, spazza via Caminita. Adesso andrà via Visconti, che mette giù questo pallone col petto. Protegge il pallone. 2 su di lui. Visconti arrivano in 3, prova a girarsi in mezzo a 2. Ancora Visconti non preso il pallone. Poi c'è il contatto. Arriva al fallo. E per il Belice. Palla lunga battuta di testa, appoggia il numero 10, deve uscire Ferrante. Infatti palla che fa sua. Preso Panormus. Cardullo. Lungo linea, rimbalzo a sfavore della Panormus. Prova a girarsi in mezzo a 2, ottimo gioco di gambe, palla per l'esterno, ma fantastico. Il recupero di Incardona, ma poi arriva il calcio di rigore per il Belice. Ancora una volta non c'è l'ammonizione. Calcio di rigore ai danni del numero 4. Adesso partita che si può fare in salita per la Panormus. La ribattuta. Pepe. Andrà Cicio alla battuta. Cicio contro Ferrante. Cicio prende la rincorsa, il destro, Ferrante la tocca. Sfortunata anche qui la Panormus, poi si sfoga lanciando il pallone in aria ed è 2-0 il risultato di questa partita. Gioca! Dai! Palla subito lunga, battuta. Dai, non vogliamo! Dai, gioca, Rallo, dai! Questa delle battute per la Panormus. Ultimo tocco del Belice, ma regala all'arbitro la battuta al Belice. Resta là! Gabri, ormai ha fischiato! Resta là! Questo è il numero 8. Palla lunga. In testa chiude Cardullo. Attenzione perché c'è la gamba tesa il numero 4, l'arbitro lascia giocare ancora. Cardullo deve proteggere bene il pallone. C'è il tocco del numero 3 all'ultimo. Altra rimessa tra le Belice. (0-2) al 45esimo minuto. Sfortunato Ferrante sul calcio di rigore. Tenta il sinistro. Palla che esce sulla sinistra del portiere. È una partita fortissima la Panormus all'inizio del primo tempo. Con calcio di rigore a rovinare i piani che avevano costruito nello spogliatoio nella ripresa. Palla sulla sinistra e solo il numero 10 che ha continuato a giocare prendendo il palo. L'arbitro fischia fuori gioco. Battuta calcio punizione per la Rosa. Primo pallone tocco della partita. La Rosa riesce a girarsi, la palla è buona. Riesce a rimessa tra lei per la Panormus.
Dai Manu, non fa niente! Dai! Altri 3 i cambi arriveranno da parte della Panormus. Palla lunga per Incardona che riesce a passare. Incardona viene chiuso, ma tiene ancora il pallone. Palla che esce, rimessa laterale per la Panormus. Cambio, hanno 3 i cambi della Panormus. Arbitro, cambio! Signore! 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 Cambio! Pozzola rimessa laterale, palla che rimane lì, sbaglia lo stop, ma prova a girarsi. Visconti. Gioco, calma, allargati, vieni. Stesso Panormus. Lomba! Due cartelli senza C'è due. che rischia la palla, ha giocato a qui il portiere. A due, Lomba! E palla ha entrato 4 occhi. Gioco, facile. La lungolinea per la Rosa. Hai capito? Davanti c'hai Catalano e Visconti, 3-4-2-1. Gabri! Gabri, tu e Visconti, tu e Catalano dietro loro. Vai a 2000. Dai! 40 minuti! Dai! Queste sono le più belle, dai! Battuta rimessa del Belice. Riesce a girarsi il numero 10. A campo per andare. Prega la palla però all'esterno il capitano col tiro con il destro. Arriva anche il gol del capitano del Belice. E fa 4-0. Scusate, 3-0 per il Belice. Altra sfortuna da parte della Panormus. Con un rimpallo che favorisce il numero 4 Guslan Adam ed è 3-0 al quasi 50esimo di gioco e Panormus che adesso deve fare ancora più fatica per provare a pareggiare questa partita. Ancora questo Belice in mezzo al campo, prova a girarsi di prima ma sbaglia il controllo, allarga a destra a sinistra per il neo entrato numero 17. Forte lei! Calmi ordinati, dai! 1 e 2. Meglio! Questo Belice che spazza via il pallone. Gioca Manu, c'è subito! Vieni! Questo Panormus. Non basta in posizione! Buona! Palla lungolinea. Vieni! Palla che rimane in campo, ottima la chiusura di Visconti che fa anche un lavoro difensivo. Arriva l'11 del Belice, dentro lungolinea c'è il scuglio lì, arriva il calcio, adesso la Rosa di tacco, gioca per Lombardo che cambia tutt'altra parte il gioco, ma palla che va troppo lunga. L'8 non può arrivare di vera. Vicino facile, dai! Resta lì, vicino facile, Ed è possesso dai! Belice. Ancora possesso Belice. Siamo calmi! Dai, Larro! Possesso Belice. Palla in mezzo, Ferrante esce. La palla fa sua. Parla per la Rosa e mette giù con l'esterno. Ottimo tocco è suo. E laterale Belice. Dai Lomba, dai! Signore, troppo tempo, dai!
Calmo, Cata. Palla lunga per il Belice, altra azione offensiva. Cata nei 7 di testa, appoggia per Lombardo. Lombardo si va a trovare pronto. 11 che prova a girarsi, ancora possesso Belice. Allarga il numero 2 che di prima mette questo pallone in mezzo, malissimo. Il cross si trasforma in un passaggio lungo linea, palla che esce rimessa dal fondo. Hai ragione, compà. In campo. Palla lunga di testa alla Rosa. Bravo. Arriva bene il numero 17 che va ad andare in velocità, non riesce a controllare il pallone. Attenzione che arriva il calcio di punizione. La punizione per il Belice. Oh, non perdiamo la testa. Fermati 4. Palla lunga. Deve coprire il difensore della Panormus che si fa superare. Adesso ancora Belice in possesso del pallone. Prova a uscire in mezzo a 2. L'ultimo tocco è della Panormus. Infatti è rimessa laterale per il Belice. Dai, non fa niente. Gioca Marco. Dai Marco, dai. Palla dentro, battuta, c'è la spunta con le mani, infatti la vede l'arbitro. Calcio di punizione. 40 subito a battere questo calcio di punizione. Allunga il pallone. La Rosa spizza di testa per Lombardo che non riesce a controllare bene il pallone. Visconti. Buono, puntalo. Palla a Quattrocchi che vuole provare ad andare via. Quattrocchi cerca la Rosa. Chiude bene il numero della Panormus. Favorisce il numero 11, palla che rimane lì. Poi Ginga in 2 tempi riesce a chiuderla. Va bene. Ha provato Visconti a bucare la rete. Ginga che ha rischiato qualcosina nella ribattuta. Mette giù questo pallone. Cantanissetta. Palla in mezzo, capisce tutto il numero 2. C'è il calcio però. E forse arriva il calcio di punizione. Ma l'arbitro dice di giocare. Vuole salire Casella. Controlla mai il pallone e a terra ancora il giocatore del Belice. Marco, oh, ci aspettiamo, non litighiamo. L'unica che abbiamo per rimontare è stare sereni e giocare. Se ci incazziamo già è persa. Gabriele, gioca più avanti. Quanto siamo? 16. Dagliela lì fuori, per favore. L'hanno buttata loro, dagliela lì fuori. Dai. Ok, gioca. Attacca. Dai, va bene. Dai Lombardo. Dai che ce la facciamo. Dai, canta. Ginga spazza via questo pallone. Va mettere giù il numero 9. Spazza via la Panormus. Lombardo. Prende il pallone con il corpo. Di prima sulla sinistra. Anticipa bene il numero 3. Chiede lo scambio. Il numero 11. Mette questo pallone in mezzo. Ginga arriva. Attenzione al numero 4 il capitano che può provare ad andare. Gira tutta la palla dall'altro lato del campo. Mette giù Quattrocchi. Palla che esce. Rimessa laterale per Belice. Siamo calmi e giochiamo. C'è ancora mezz'ora. Faccio finta che c'è persa. Vediamo di fare qualche cosa in più. Dai. Arrivo. Buono. Che bucca di testa. Catalano poi si va a prendere questo pallone, ma poi si allunga troppo. Dai. La regala rimessa tra la Belice. Cata, va bene, resta lì. Adesso il Belice con calma gestisce il gioco. Mette giù Visconti. Buono, Lunga per la Rosa. Salta. Buono. Di testa a Renda.
protegge con il corpo Visconti, arriva il contatto, nonostante il calcio di rigore sbagliato di Visconti per l'ottima parata del portiere. È uno dei migliori dei suoi. Sali, Gabri, sali. Catanissetta alla battuta, mette in mezzo questo pallone, quella che scorre, adesso possesso del capitano, Renda, Calma, bucca, Fallo. arriva gamba a martello il numero 10 del Belice, con molta gamba all'orlo del gioco, palla lungolinea, arriva adesso tensione perché c'è un contatto in mezzo a due e arriva il cartellino giallo per la Panormus. Ciccio, giro! Oh, buona salita, un limite là, siete qua gioco con due. No, tutte no. Calcio punizione per il Belice, la posizione pericolosa. Ciccio alla battuta, il protagonista del gol sul calcio di rigore. Vediamo se riesce a fare gol anche su punizione. Ciccio batte sulla barriera, poi il destro 2 volte, quella che però esce in rimessa laterale per la Panormus. Bucca, spazza via questo pallone, la Rosa controlla il pallone, gioca verso il mezzo, non trovano i suoi compagni, chiude bene Renda in 2 tempi, poi in acrobazia prova Catalano, trova la profondità del compagno. Cata, mettiti accanto la Rosa. Gabri, col trequartista. Di testa a Renda, No, tu trequartista, io lo do, non ti devo. deve provare Casella a chiudere, non arriva a prendere questo pallone, palla che esce rimessa laterale per il Belice. Dai che ce l'hai, oh! Fatto rimessa laterale, non c'è nessuno, prova di rovesciata, Ciccio. Tiro velleitario, Ferrante lunga per Lombardo, sono in due su questo pallone, Gioca! adesso vuole andare via Calmo, facile! Caltanissetta, palla che esce fuori, rimessa laterale per il Belice. Altro cambio per la Panormus, esce Cata! Stai a 2 davanti al gioco, non parlare più! Dai! arrivare al posto di Briguglia, Buono, gioca! giusto Panormus, Gioca! Lombardo, Buona! ottima la palla lungolina, ottimo intro sulla Visconti, vuole provare Visconti il destro, era fortissimo questo tiro Dai! che trova però l'avversario, sarà calcio d'angolo. Larro, secondo! E sta qua! Metti bene! Larro, secondo! Morbida! Calciando la battuta altissimo per Renda, Oh! quella che prende un ottimo effetto, ma troppo lunga, esce rimessa dal fondo. Morbida, senti me! Dai, gioca! Tempo, arbitro, tempo! Salta! Spezzo via Ginga, Vai. Renda di testa, c'è la spinta con il gomito di Visconti. Signora, non è mai fallo! No, Vabbè, gioca! Resta qua! Dai! Oh! braccio la fai. Finisci parecchio anche! Dai. Ora un apparecchio, metti lo scotch in bocca, basta! Stai alto! Dai!
Però il numero 8 direttamente in porta. Ferrante la fa sua. Non lascia spazzare via questo pallone la Panormus, che ci crede ancora. In 2 a chiudere del Belice. Lascia scorrere Casella. Il calcio di punizione per la Panormus. Visconti alla battuta, vuole mettere questo pallone in mezzo. Dai! Attacchiamo, dai! Visconti in mezzo a questo pallone, Lombardo di testa, la palla che rimane lì. Si allunga Ginga. Dai! La fa sua. Manu, calmo! Spazza via Ginga, attenzione a Ferrante che non prende il tempo, c'è la spinta. Arriva il calcio di punizione per la Panormus per carica sul portiere. Casella, proponiti, Casella! Ferrante spazza via questo pallone per Catalano che non arriva di testa. Quindi col colpo prova a spostare il pallone. Casella salta bene l'uomo, va via Casella, porta bene il pallone, anticipato il passaggio. Attenzione perché c'è il Belice adesso 3 contro 2. Palla all'esterno, numero 10 che vuole provare a puntare l'uomo, ma Bucca chiude benissimo il pallone che è in mano della Panormus. Viene anticipato ancora una volta. Lombardo di prima gioca verso il centro, non trova nessuno, c'è il contatto del capitano, l'arbitro lascia giocare, va via il capitano, allarga bene il pallone sulla destra, vuole provare ad andare ancora il Belice, palla per il capitano che si accentra, il destro centrale tra le mani del portiere e Ferrante riesce a capire l'intenzione del numero 4 del Belice, sta fermo, riesce a rispondere con una deviazione, palla che esce in calcio d'angolo, anzi una rimessa laterale per il Belice. È stata una lunga battuta, attenzione perché non c'è nessuno lì, arriva ancora il capitano che è tutto solo di sinistra, va bene, un'ottima chiusura di Renda, si può trovare pronto su questo pallone. Battuta rimessa laterale, poi prova la chiusura la Caltanissetta. Visconti vuole provare ad andare via la Rosa, era partito, attenzione perché prova il destro dalla distanza il Belice e palla che esce fuori. È solo Caltanissetta a tempo per costruire il gioco, perde il tempo ancora Caltanissetta e perde il pallone. Adesso il capitano del sposta 2, Lombardo, ancora Belice a favore, una serie di rimpalli, va via il numero 10 che salta il primo uomo, il secondo, poi c'è una trattenuta da parte di Renda, unito questa trattenuta, questa leggerissima trattenuta. Arbitro, cambio! Un bel capitano alla battuta, altro cambio per la Panormus. Esce 5, Esce Caltanissetta al posto del numero 18 biondo. Oh, minchia, tu ti devi fatti dare e vieni. Riscala, ti compra, guarda. Che io comparo un minuscolo. Dai. Calcio di punizione per il Belice. Sono in due sul pallone. Parte il destro, fuori il quadro della porta. Adesso arrivano anche i cambi da parte del Belice. Esce il 7 ed entra il 18.
Scende Blasi, entra Tantano Salvatore, ancora Belice in avanti, c'è il contatto con la mano, infatti arriva subito un calcio di punizione per il Belice. Belli non vanno fare la punizione. Oh, non tirare in porta! Dai, messi bene! 66 sul cronometro, per una direttamente il destro in porta. Guardate la maglia di Ferrante. Palla lunga. Può andare Catalano a mettere giù questo pallone, non ci arriva Catalano. Guarda adesso Visconti. Si gira ben il numero 4, larga il pallone, poi arriva in chiusura. Ma la palla rimane ancora lì per il Brescia, vuole provare. Tenta il destro. Altro tiro velletario, Ferrante la fa sua. Arriva in pressing del Belice, la Rosa. In prima per Catalano, che vuole provare ad andare, palla troppo lunga. Altra rimessa laterale per il Belice. Anto, gioca più centrale. Questa è la battuta per il 10 che mette bene giù questo pallone. Arriva il contatto, calcio punizione per il Belice. Calcio punizione dalla metà campo, il capitano alla battuta. Tenta direttamente il destro. Calcia male il pallone. Regala rimessa dal fondo per... E poi gioca, Cate! Dai, Anto, dai! la Panormus. Ferrante alla battuta. La Rosa. Non si arriva di testa. Catalano. Riesce a mettersi fra il pallone... fra il pallone e il giocatore, ma l'arbitro fischia un altro fallo, probabilmente invisibile. Ma che dobbiamo fare? Giocate, oh! Numero 8 alla battuta, palla in mezzo e solo di testa Ferrante. Fare anche questo tiro. Pezza via la palla lunga da portiere a portiere. Con molta calma Ginga la fa sua. Palla lunga. Palla che sbatte sul numero 9, ma che favorisce un fortuna numero 10. Prova a girarsi, c'è contatto. Adesso l'arbitro non fischia. Rimessa tra le Panormus. Arriva, attenzione perché arriva in calcio. Chiede il numero 10 su Visconti. Si scendono gli animi. Esce il numero 10 del Belice. Questa è l'ammonizione. Sembolo Pietro. Gabri, spingi avanti, allora fai gol. Al posto del numero 14 Tantano Salvatore, no scusate, Bravo. No, poi c'è Cinua, ma dai, è un episodio, può stare. Tumminello. Dai, poi faccio dare la mano, dai, può capitare, manco... Dai. Battuta da Ferrante, rimessa lunga. Sì, Case. E Bianca, gioca. Per chiudere il numero 15 la Volmus lascia giocare. Attenzione contro il piede la parte del Belice, che poi prende il numero 19, palla lungo linea, ottima la chiusura del nuovo entrato Casella. Adesso Visconti, rientra Visconti in mezzo a due,
Ottima la giocata di Visconti. Scende un calcio di punizione. Oh, metti bene! Anto, metti Va bene, Catalano a battere Adriano. questo calcio di punizione. Gobbo, Rormus che ci crede ancora. taglia primo! Tenta il destro. Scappa! Manu! Solo! Ferrante la fa sua. Manu, Lunga la gioca! battuta. Salta! Bravo, La Rosa dai! che lo salta di testa. Lombardo voleva provare a trovare Catalano. Non è riuscito ad arrivare sul pallone. Palla che esce rimessa laterale. Altro cambio dalla parte dei bianchi. Esce il numero 11 Lomba! Visconti. 3, mezzo sinistro! Entra il numero 21 Troia. 2 cosa, va bene? Salta, dai! No, Gabriele, bravo, Gabriele! Oh, Azione rimessa laterale. Catalano arriva al contatto ma l'arbitro lascia giocare. Ancora Brescia in possesso del pallone. Cerchiato dai compagni. Da palla lungo linea. Chiuso da Renda. Adesso Catalano. Facile, bravo! Allora questo pallone sulla sinistra. Va a battere! Anto, lascia! Per Quattrocchi. Anto, Che arriva sul pallone. punta. Buca la battuta. La Rosa di testa. Vuole provare a girarsi Briguglia. Battonga rimessa laterale. Di testa la spazza il difensore del Belice. Attenzione perché adesso la Polomus si deve difendere. C'è il contatto, l'arbitro non fischia. Palla che esce rimessa laterale. Renda non è riuscito a controllarlo bene. Dai, 15 minuti, dai, più recupero. Non moriamo. Larro, ancora per fare qualcosa, dai. Antonio, dai, punta, cercati con la rosa, ne abbiamo, dai. La tua la rimessa laterale. Bravo, sali. Tocco con le mani. Non Polomus adesso vuole battere subito questa punizione. Catalano l'ha battuta. Lunga. Direttamente per Lombardo. Non la può chiamare, Difensori signore. che chiudono. La faccia, dai. Troia è appena entrato, recupera un pallone importantissimo, poi prova a passare. Possesso ancora Belice. L'arbitro ferma il gioco. Dai, battiamo bene, dai, raga. È nostro, battiamo bene, dai. 10 minuti, dai. 3-0. Facciamo un gol, andiamo all'attacco, dai. Oh, in 10 minuti si possono fare. Il pallone è tu. C'è ancora a terra il numero 2 del Belice. Si prepara un cambio. Frattempo il numero 19 della partita del Belice. Dai, ora! Dai, Questa è la battuta. Glielo dà! Attaccalo! Attacca, Tata! Molta calma Ginga. Tieni il pallone. E difende il risultato. Sul 3-0. Spazza via lunga Ginga.
Attenzione perché favorisce il tunnel su Casella, la palla a rimorchio. Attenzione perché adesso la Panormus può salire, provate a centrarsi, riesce a passare, palla dentro, fermato, Belice in possesso del pallone. Ancora maglia arancioni in avanti, serie di rimpalli che favoriscono sempre gli arancioni, poi palla lanciata sul numero 15 che accusa il colpo, rimessa laterale ancora Belice. In testa chiude male, è appena entrato il numero 19, tocca il suo pallone della partita. Lombardo, si gira ma non vede l'avversario. Ancora Belice in avanti. Arriva il calcio di punizione. Ancora una volta fischiato dal direttore di gara. E ancora punizione. Di Mancino, passa da quella parte lì è di Mancino. Pericolosa. Qui la punizione del Belice con il capitano e il numero 3 alla battuta. Stai passeggiando alla villa. Ok, mi pare che stai passeggiando. Ok. Penso andrà a Ciaccio Giuseppe con numero 3 col sinistro da lì. Infatti tenta il sinistro, velleitario. Chiuso. Adesso Lombardo. Questo è il pallone. Ancora Lombardo. Palla in mezzo per la Rosa. Lunga per il numero 21. Messa 3 per la Panormus. Adesso deve spizzarla. Forte! Lombardo! Dai Lobby! Lombardo. Di testa di prima per Catalano. Spazza via il Belice. Per mettere giù l'attaccante in maglia arancione. Viene chiuso da Bocca. Regala ancora la palla al Belice. Adesso allarga bene sulla destra per il numero 9 che mette in mezzo questo pallone. Chiuso da Casella. Non benissimo. Ancora Belice. Passa. Ma l'arbitro non fischia. Lascia giocare. E sta rimessa dal fondo per la Panormus. Che già battuta e palla per Bucca. C'è sulla destra il numero 20. Eccolo lui che prende il pallone. Vuole prendere dai quattro occhi. Palla per Bucca. Lungo linea per la Rosa e si fa anticipare. Ancora Belice in possesso del pallone. In mezzo a due. È costretto a regalare la palla rimessa laterale. Facile quello più vicino. Bucca. Troia. Di prima allunga verso il fondo campo. Ancora Belice in possesso. Poi spazza via il pallone. Ma lo fa suo il numero 15. Poi passa il Belice, il capitano. Palla sulla destra. In mezzo al campo adesso vuole andare. Di prima il Belice voleva creare questa azione. Prende però riesce a controllare il pallone. Azione pericolosa per il Belice. Si allarga bene sul campo, però a mettere in mezzo la Bocca una volta si fa trovare sempre pronto. Spazza via questo pallone. Il 4 che prova a metterla giù col petto. Viene chiuso, ottimo dal numero 10 Lombardo, che adesso deve proteggere il pallone. Viene spinto, arriva il calcio di punizione. Ottimo Lombardo a proteggere il pallone. Calcio di punizione per la Panormus. Spazia via questo pallone. In testa il numero 3. Mette giù col petto e non è entrato. Adesso potrebbe andare 4 occhi lungo linea. Sì, 4. Riesce con un numero di difensore del Belice. Ancora 4 occhi a recuperare il pallone. Poi Lombardo non arriva. Arriva il tocco con la mano, ma l'arbitro non fischia. Vuole andare via il numero 9. C'è da solo sulla sinistra. Porta bene il pallone. Si accentra poi col sinistro. Palla che arriva sul numero 9 che salta il portiere. Palla che esce sul fondo. Altra azione pericolosa del Belice. Sempre i rimpalli a favorire gli arancioni oggi. Sfortunata la Panormus. È molto fortunato il Belice. Battuta la rimessa dal fondo. Troia trova la palla lunga per la Rosa che controlla bene il pallone. Vuole andare adesso via il numero 15 che potrebbe andare, poi viene... Cade, inciampa sul piede del difensore del Belice. Non c'è nulla, dice l'arbitro. Ginga la battuta lunga. Esce Ferrante e la fa sua. Lunga Ferrante. Sulla sinistra. Quattrocchi. Non riesce ad andare sul pallone. Chiude Renda. Favorisce ancora il rimpallo però il numero 19 che tenta il destro. Ferrante! L'aveva toccata, mi è arrivato il 4-0, ancora una volta sfortunato il rimpallo
da parte della Panormus. Fortunato il Belice, arriva il gol del neo entrato Bellafiore. Adesso esce il numero 9 ed entra anche il numero 17. (4-0) il risultato della partita. Panormus Stadium, partita difficile sicuramente da digerire oggi per la Panormus. Ancora Panormus, spinto con le mani al numero 14 che riesce a passare 2 contro 2. Può provare il testo lontano, cerca la finta, riesce ad entrare ancora sul pallone, ma poi Bucca chiude. Palla che va ancora ai piedi del numero 14. Arriva il fuorigioco da parte del Belice, ancora una volta pericoloso. Si è fatto vedere il Belice. 5 minuti saranno quelli di recupero. 18. Ferrante gioca centrale con molta calma, prova a giocare di nuovo al portiere, tira di spalle. Ferrante tenta il lancio lungo, in testa Renda vuole andare, sale anche lui. Troia mette giù il pallone col petto, vuole provare ad andare, trova bene all'esterno. La Rosa con finta di colpo prova ad andare via, arriva la rimessa laterale forse per il Belice ancora. Rimessa laterale Belice. Saranno 5 minuti di recupero. Avremmo avuto problemi con il timer. Battuta lunga rimessa laterale. Lombardo, La Rosa, appoggia a Catalano. Con il tacco per andare via c'è il contatto, arriva il calcio di punizione per la Panormus. Va a battere subito Lombardo per il numero 15. Era giusta la giocata, salta bene l'uomo, mette in mezzo a Rosa, Lombardo non riesce a colpire il pallone della Rosa, scusate. Adesso il 18 vuole andare. Altra rimessa laterale per la Panormus, e si sta vedendo pericolosa adesso. Battuta, Catalano, serie di palleggi, tenta il sombrero ma viene chiuso. Rimessa laterale ancora Panormus. Tenta l'altro sombrero, vuole provare a passare, c'è il contatto forse con il gomito alto. L'arbitro non fischia, rimasto dal fondo per il Belice. Ginga alla battuta. Dai! Palla 14, appena entrato. Ancora Panormus controlla il pallone. Altro rimpallo a suo favore. Può andare il numero 14 che si inciampa sul pallone. Tenta poi il destro per l'Etario. Ferrante la fa sua. Palla lunga della Panormus. Renda, mette giù questo pallone ma Quattrocchi non riesce a controllare lo stop del difensore. Palla che esce rimessa laterale. Andrea, dai! Rimessa lunga di testa Quattrocchi. Lombardo mette giù il pallone, serie di finta, ancora Lombardo, rimpallo, favorisce ancora una volta il Belice. Ferrante sa deve fare sua, c'è Bucca sulla sinistra, anche Troia in mezzo. Troia deve appoggiare a Ferrante, spazza via di prima. La Rosa riesce a coprire per il pallone, palla adesso per Catalano. Catalano vuole andare, il sinistro di Catalano per l'Etario, anche questo tiro. E palla che cade a Ginga alle mani del portiere. Bucca lascia scorrere questo palla, Ferrante deve uscire, infatti la fa sua. C'è Quattrocchi sulla sinistra che può andare in conduzione. Quattrocchi tenta la palla lungolinea. Lombardo non arriva sul pallone, in due di testa, ma ci arriva il numero 4 del Belice sul pallone. Palla lungolina per il numero 3, vuole allargarsi verso il Belice, vuole fare il 5-0, rientra sul sinistro, poi sul destro. Bucca ancora una volta, chiude bene il pallone, la spazza via Quattrocchi, non trova nessuno di maglie bianche.
Ancora possesso Panormus, adesso Troiano riesce sul pallone, quattro occhi, spazza via lungo questo pallone, c'è Catalano che pone lungolina, Catalano viene spinto ma l'arbitro non fischia. Il contatto tra i difensori dell'attaccante della Panormus, si alza tutta la panchina, Belice ancora in possesso, in avanti, può provare verso la sinistra, di prima ad incrociare questo tiro, viene chiuso il tiro dal portiere Ferrante, l'arbitro fischia perché c'è un giocatore a terra della Panormus. Stiamo perdendo. Sì, ma stiamo perdendo 4-0. Non si può mettere un fiscale qui. Vai di dentro, vai di dentro. Ha detto che ha simulato. Arriva la lamentele perché lì il contatto c'era. Ultimi minuti di gioco, se non l'ultima azione della partita. Ci sento? Io devi mettere. Palla battuta alla Panormus, rientra Catalano, buca, Troia. Si gira e spazza via il pallone, di testa colpisce male favorendo ancora la palla penso per il Belice che vuole provare il destro da lontanissimo, rimessa laterale ed è finita la partita al Panormus Stadium. Belice che ne esce vittorioso fuori casa, risultato di 4-0. La partita sembrava equilibrata nel primo tempo, poi una serie di eventi sfortunati per la Panormus e molto fortunati per il Belice e porta a finire la partita sul 4-0 del Belice. È stato un piacere commentare con voi questa partita, ci vediamo tra pochissimo per l'Under 15 che militerà tra Panormus e Athletic Club.